Dallo scritto al parlato il passo è breve. Dopo aver pubblicato sui social le foto della vettura del vice sindaco Paolo Trentin parcheggiata in modo irregolare in un paio di occasioni, la minoranza consigliare di Rossano Veneto, per bocca dell'ex prima cittadina Morena Martini, rincara la dose. Non si fa mai, nessuno lo deve fare, ma a maggior ragione un rappresentante delle istituzioni. E poi ci stupiamo della reazione dell'assessore vice sindaco alla sicurezza trentina, che è più preoccupato per la sua immagine pubblica che non per il reato che ha commesso. Reato che non è da imputare solo in quelle due occasioni, ma che per quanto riguarda le strisce pedonali sembra essere anche reiterato, cioè non era la prima volta. Del reato, o meglio della violazione al codice della strada, Trentin fa sapere di essere consapevole e non nasconde la colpa. Se questo è il livello della politica, ha aggiunto con sarcasmo, siamo messi proprio bene. Concordo con Trentina quando dice che la politica a Rossano è caduta in basso. Sì, è caduta in basso da quando loro sono al governo, che se ne rendano conto, che abbiano anche la decenza di prendere posizione e di dimettersi. Come può un assessore alla sicurezza andare a parlare di rispetto delle regole quando lui per primo disattende alle regole? Non c'è nessuna giustificazione. Vergogna.